il CEO capitalism lavora non sulla vita, ma sullo stile di vita. Lo stile di vita porta personalmente a delle assurdità, a convincere dei giovani che è meglio stare a casa e ordinare la pizza che non andare in pizzeria, che è una cosa allucinante per uno che è vissuto in piena libertà, proprio perché è vissuto nel dopoguerra, quando avevamo finalmente riconquistato la libertà. Adesso siamo prigionieri di questo modello che da un lato ci pone sempre con gli occhi verso il basso. Gli occhi verso il basso perché verso il basso c'è l'iPhone e quasi più nessuno alza gli occhi al cielo. Riccardo Ruggeri sullo stile di vita Covid-19. Va ora in onda Una gemma in cucina, alla scoperta delle gemme della cucina innanzitutto italiana con Gemma Gaetani. E la linea passa subito a Gemma Gaetani. Bentrovata Gemma. Ben trovato a te Giulio, grazie, ciao e buongiorno a tutti. Oggi continuiamo il viaggio tra i marchi alimentari con l'etichetta bio. L'etichetta bio dal 2010 è composta da una scritta e una foglia. La foglia europea, la Euroleaf, è stata scelta con un concorso su 3.400 bozzetti di studenti di design dei 27 Paesi membri dell'Unione Europea. Su questi ha trionfato il tedesco Dusan Milenkovic con una foglia stilizzata disegnata con le stelline dell'Unione Europea. La presenza di questa foglia su una confezione testimonia che il prodotto che avete in mano è biologico ai sensi dei regolamenti europei CE 834 del 2007 e 889 del 2008. Ma che vuol dire biologico? Quel biologico che gli anglo-americani chiamano organic? L'agricoltura biologica vuole sfruttare la naturale fertilità del suolo senza esaurirla, ma anzi favorendola con interventi limitati e rotazioni colturali. Impiega solo sostanze naturali, spesso tradizionali come il verde rame. Dice di no a quelle di sintesi chimica, nemmeno come medicinali per gli animali, per i quali si usano preparati fitoterapici e quelli convenzionali solo in alcuni eccezionali casi, come per esempio il mancato successo dei primi. I mangimi sono biologici e solo nell'impossibilità documentata di completare la reazione biologica si ammette il mangime convenzionale, purché però non sia OGM, fino al 10% per i ruminanti e al 20% per i monogastrici. I ricoveri degli animali devono avere uno spazio esterno a libero accesso e comunque lo spazio anche interno deve essere di almeno 2 metri per capo grande. No OGM, evitare il transgenico per loro vuol dire non rischiare di creare erbe infestanti e altri insetti ancora più resistenti e preservare la biodiversità vegetale e animale. Questo logo europeo si trova solo sul prodotto biologico, che avrà anche questa specifica nel nome. Quindi logo e denominazione biologico si applicano ai prodotti agricoli non trasformati e 100% biologici. Nel caso di alimenti trasformati, perché si possano chiamare biologici, ci deve essere almeno il 95% biologico di ingredienti di origine agricola, ingredienti poi che devono rappresentare più del 50% in peso dell'intero prodotto e il restante 5% deve rispettare condizioni rigorose. Per esempio, lo stesso ingrediente non può essere presente in forma bio e non bio. In tutti gli altri casi non si può dire che il prodotto trasformato sia tutto biologico, ma solo che contiene ingredienti biologici che poi sono specificati spesso anche con l'indicazione della percentuale totale nell'elenco degli ingredienti. Bene, andiamo con la sigla del food art e il food art di questa settimana, Giulio, grazie. Food art.
Immortale Doghi, ridiamo la linea a Gemma Gaetani. Grazie Giulio. Allora, in questo film del 1989 di Carlo Vanzina, Le finte bionde, Guido Nicheli, il mitico Dogui, qui nei panni dell'avvocato Roberto, sintetizzava quella che per molti dovrebbe essere la normalità dell'alimentazione, cioè mangiare il cibo del proprio territorio. Il cocco e l'ananas si mangiano al tropico, non al chiosco di Piazza Oberdan. Qui siamo in Europa, si va avanti di Chianti e di Spago, diceva. Europa. Torniamo all'etichetta bio europea. Accanto al logo europeo troviamo due scritte. Una qui in Italia inizia sempre con IT, per esempio IT Bio 001. Vuol dire che l'origine di quel prodotto bio è italiana? No. Quella scritta indica che l'organismo che certifica che quel prodotto sia bio è italiano. E allora come capisco se il prodotto oltre che bio è italiano? La provenienza è indicata dalla scritta agricoltura. Agricoltura UE se le materie prime hanno origine europea. Agricoltura non UE se sono prodotte in paesi terzi. Agricoltura UE e non UE se hanno in parte origine europea e in parte extraeuropea. Attenzione, se il paese di origine di tutte le materie prime agricole europee è l'Italia, si può trovare il nome Italia accanto oppure al posto di UE. Attenzione, si può, non deve. Io quindi posso riconoscere le carote o la soia o la pasta italiane e bio tramite la scritta Agricoltura Italia oppure Agricoltura UE/Italia oppure la sola scritta Agricoltura UE e poi sulla confezione altre scritte come origine Italia, 100% soia italiana, paese di coltivazione del grano Italia. Capito? Andiamo regia con la sigla della biblioteca di cucina, grazie. La biblioteca di cucina. Di allegati oppure coi QR code stampati sulle pagine da inquadrare per collegarsi a internet tramite il cellulare, perché il libro ospita sempre più spesso il futuro, ma in questo caso abbiamo dei libri che celebrano anche la materia della tradizione alimentare, non citandola, ma usandola. I libri di cucina della casa editrice Edizioni Meravigli, come Brianza a tavola, La cucina di Milan e Cucina Pavese, sono fatti in carta paglia. La carta paglia si usava e qualcuno ancora la usa nei negozi di alimentari per avvolgere alimenti. Si usa anche per asciugare i fritti e magari per contenerli, magari foderata e avvolta a cono, come fa Emma Marveggio coi suoi chat. Diciamo sempre che per riscoprire l'orgoglio di essere cucinieri occorrono 3 cose. 1. Conoscere, produrre e comprare gli ingredienti di una cucina. 2. Conoscere le ricette di quella cucina. 3. Cucinarle. Oggi vediamo la prima parte dell'intervista ad Emma, ideatrice e proprietaria di Chat-à-Porter, un locale che, sintetizzando, è la Valtellina teletrasportata a Milano. Orgogliosamente tradizionalista, Emma ci spiega perché per mangiare valtellinese al 100% ci vogliono cucinieri e non chef, e poi ci spiega i pizzoccheri, gli chat e il pezzotto. Io vi ricordo di abbonarvi a Radio Libertà, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana, quando vedremo anche la seconda parte dell'intervista. Grazie, ciao! La videoricetta. Siamo nella cucina di Chat-à-Porter con Emma e Wally che sta preparando i pizzoccheri. Ciao Emma. Ciao, ben trovata. Senti, perché prima mi hai detto che Wally è un cuciniere? Perché da 8 anni, cioè da quando Chat-à-Porter ha aperto, Wally è con me e l'obiettivo di Chat-à-Porter è sempre stato quello di portare a una popolazione che non raggiunge la Valtellina per conto proprio l'autenticità di una cucina di casa che ha origine in Valtellina. Per fare questo basta l'autenticità, il prodotto e la consapevolezza di fare con semplicità proprio la cosa che sappiamo fare. Cuciniere deriva da questo: cucini con una ricetta, non hai l'esigenza di creare nuovi piatti, di elaborare quelli che ci sono, perché la volontà di Chat-à-Porter è proprio quella di dare valore all'origine, a tutti quelli che quell'origine la compongono, quindi
Il che cosa è il territorio ed il prodotto. Il chi è chi lo coltiva, chi lo produce, chi lo commercializza e chi lo elabora. Châteauporter elabora con autenticità un prodotto autentico. Quindi tu porti avanti la tradizione, tra l'altro, del pizzocchero. Non solo, ma di tutto ciò che è la tradizione contadina valtellinese, che era poi quella dei miei nonni. Ottimo. Senti, ci fai vedere come si interviene a questo punto quando la sfoglia è stata tirata per fare i pizzoccheri? Ci fa vedere Wally? Allora, sicuramente però abbiamo anche preparata, in questo momento vi facciamo vedere come la taglia e ha steso la pasta, è una pasta che non deve lievitare, è prodotta al momento. Quanti chili sono, Wally, quelli che possono uscire da questa prima tornata? Sì. Più o meno 750 grammi, Quindi signora. 1 chilo da questo, Sì, ecco, più o questo meno primo 1 chilo, lui ne prepara 3 kg alla volta, sta preparando le strisce con le quali poi andrà a tagliare la tagliatellina, adesso non so come definirla, ma è il pezzetto che compone i pizzoccheri. Li sovrappone, prima l'ha lavorata con acqua, l'ha impastata, poi l'ha stesa col mattarello, che è questo che tu vedi, e adesso la predispone e poi passerà alla seconda. E questi sono i pizzoccheri che i clienti qui mangeranno questa sera. Ah, sono quelli di stasera. No, sto osservando intanto la maestria, la grande maestria di Wally. Ecco, spieghiamo per chi non guarda il video ma ascolta la radio che Wally ha tagliato la sfoglia in strisce, le ha sovrapposte e adesso da queste strisce ricava i pizzoccheri. Si capisce anche dal rumore del coltello che taglia. Perfetto. Così è proprio come le faceva la mia nonna in casa, come lo fanno le contadine. Lo spessore da noi utilizzato con questa pasta, che purtroppo in video non si può vedere ma è morbidissima, è uno spessore idoneo a non assorbire troppo il burro ma averlo attorno e a lasciare ancora anche il sapore del grano saraceno. Questa non è tutta grana saraceno perché sarebbe troppo dura da tirare, però abbiamo una farina bianca, grano saraceno. Questo pizzocchero, non questo specificatamente, ma lo prepariamo anche per celiaci con la farina di quinoa che sostituisce quella bianca. Ottimo. Ma i pizzoccheri stanno cuocendo. Mi spieghi la fase della cottura dei pizzoccheri? Sì, quello che stai vedendo è il momento terminale prima di scolarli, ma prima di mettere il pizzocchero, la pasta, è stato messo sia la verza che la patata, che va a 5 minuti prima, per arrivare poi a cottura insieme, e la cottura dura 10 minuti insieme. Quindi 5 minuti verza e patata, poi aggiungiamo i pizzoccheri e scoliamo dopo 10 minuti in Perfetto, totale. perfetto. Ok. Ecco qui, adesso li scoliamo. Bene, adesso a scolare i pizzoccheri c'è Sazzat, che è un altro cuciniere che è con noi da 6 anni, e devo dire che ha imparato a lavorare in cucina proprio facendo pizzoccheri, scolando pizzoccheri. Come vedi viene scolato con il ragno, dove a strati appoggiamo i 2 formaggi. In questa fattispecie c'è casera giovane e un latteria stagionato. Portiamo a compimento tutto il piatto a strati e a lato sta cuocendo e sta friggendo il burro, che però sarà versato direttamente nel piatto. Quindi è una composizione a strati. Vedo che lui fa questo movimento molto particolare, molto bello per togliere tutto il liquido dal pizzocchero. Sì, sì. Questo poi proprio. Gli strati. E adesso finisce di portare. Noi mettiamo anche un po' di formaggio di grana, poco, e il burro fuso con salvia, ma poi lo filtriamo. E questa è la ricetta che ci è stata insegnata dalla vicina di casa in montagna, perché i migliori pizzoccheri che ho mangiato nella mia vita erano proprio i suoi, quindi li abbiamo replicati. Il colore del burro è molto importante, perché quando il burro viene versato si sprigionano proprio tutti i sapori. È il burro color nocciola questo? Sì, qui, no? è il burro color nocciola. Vedi, lui lo versa filtrandolo.
così che rimanga l'aroma della salvia, giusto? Esatto. Che meraviglia. Qui lo stiamo facendo, a questo punto, visto che lo stiamo facendo in cucina, ma il cliente al tavolo, noi mettiamo il pepe, perché una spruzzata leggera di pepe aggiunge personalità al pizzocchero. Il cliente poi dovrà fare questo lavoro lo farà per conto suo, in quanto mantiene la pasta condita bene, perché il burro tende a depositarsi sotto. Deve mescolare come sta facendo Shazad, esattamente. lo diciamo E questo per chi ci segue in radio, non sta vedendo il video, deve mescolare i pizzoccheri con i vari strati di formaggio. Questo serve burro. a riportare il burro sopra la pasta, e il cliente lo mangia appena fatto, girandolo direttamente nel piatto, esattamente come se fosse a casa. E intanto il burro, mentre arriva il cliente, diciamo che ammorbidisce Scioglie il formaggio, che che tuttavia va ancora anche girato, ma lo facciamo fare al cliente proprio perché capisca che non li stiamo togliendo da una teglia, ma li abbiamo fatti per lui. Al momento, e direi che si capisce decisamente. Grazie Emma. Prego. Grazie Shazad. Grazie anche a lei. Adesso siamo invece sempre con Emma a vedere gli shat. Allora, lo shat, intanto incominciamo col dire che cosa vuol dire shat. Shat in dialetto valtellinese vuol dire rospo, e il motivo per cui vuol dire rospo è che vedremo poi quando cade la pastella col formaggio nell'olio forma un sacco di tentacoli, per cui shattino vuol dire rospetto, rospo, per cui questo è rimasto e shat indica questo. In Valtellina si mangia prima dei pizzoccheri e normalmente è accompagnato da una cicoria tagliata sottile, amara, perché compensa il dolce del prodotto. Il prodotto si forma nell'olio perché il casera, che è il formaggio che utilizziamo per farlo fondere all'interno della pastella, si scioglie all'interno della pastella di grano saraceno. Noi usiamo solo grano saraceno, in modo che anche qui i celiaci possano mangiarlo, e questo indica, a vedersi è una sorta, potrebbe evocare un bignè salato ripieno di formaggio fuso. Sì, mi avvicino così vediamo esattamente come viene preparato. Eccoci qui. Quindi Wally mette questi tocchetti di casera dentro questa pastella di grano saraceno, senza glutine, perciò adatta anche ai celiaci, e poi le cala nell'olio. E come ci dicevi, si creano come dei piccoli tentacoli, perciò sembrano dei rospetti. Ecco, per quanto riguarda lo shat, oltre ad avere ingredienti di primaria qualità, ci vuole anche una gran mano affinché quel formaggio rimanga veramente avvolto, dalla pastella. Altrimenti la cosa più facile è che il formaggio esce da una parte e la pastella sta dall'altra. Che la pastella si buchi, sì, ed esca fuori il formaggio. Sì. Il segreto è cambiare molto spesso l'olio. Sì. Questo è il motivo per cui usiamo una vecchia pentola come una volta, perché se usassimo delle friggitrici il prodotto si appiccicherebbe sulle serpentine. Questo lo vedi finito. Poi con la schiumarola. Li asciughiamo. Ah, ecco, vedi? Noi asciughiamo il prodotto prima di metterlo. Anche sopra vedo che li asciuga, Sì, come noi asciughiamo. nelle fritture da manuale proprio. Sì, noi ottimo. Questo aiuta a togliere l'esubero di olio che preoccupa tanto quelli che ci tengono alla linea o magari non possono. Infatti devo dire che noi siamo stati premiati tra i migliori fritti italiani proprio perché siamo molto attenti a questo aspetto. Ci credo, devo dire. Noi ecco qui, mettiamo messi. Questo nasce per andare per strada ed è una carta paglia disposto con un fiore, in quanto la logica è che tu puoi mangiare per strada tutte le ore e hai un centro tavola.
Ma la logica è anche questa, questi sono pochi perché li abbiamo fatti per far vedere, ma nella realtà quello che va per strada in una porzione sono quasi 100 grammi di formaggio casera, e questo sostituisce ampiamente un traccio di pizza o un panino, proprio perché durante le pause pranzo veloci, se uno non ha voglia di fermarsi in qualsiasi momento, noi siamo aperti da mezzogiorno a mezzanotte, può prendersi questo il cartoccio di Shat e andare per strada. Vanno mangiati rigorosamente caldi, che su questi parecchia gente li porta a casa. Sinceramente io sono molto colpita da questo aspetto, perché trovo che a casa non siano così buoni, però poi è evidente, io sono qui per far mangiare gli Shat, se me li ordino li informo, o se poi uno li vuol portare a casa io suggerisco di farli rivenire in una padella antiaderente come se fossero delle castagne. Certo è un fritto rinato, ci sono altre cose, per esempio il parente dello Shat è il Kishöl, che è quello da cui poi è nato lo Shat, sono gli stessi ingredienti cotti con una modalità totalmente differente, e quelli si prestano anche a essere riscaldati in un microonde. Questo è più un pranzo on the go, come si dice adesso, cioè mentre vado tra un appuntamento di lavoro e un altro. Questo è proprio uno spuntino ed è ghiottonissimo, ghiottonissimo. Sì, confermo che sono buonissimi. Grazie. Allora, siamo qui con gli Shat e con il pezzotto, che è un altro prodotto tipico della Valtellina. Emma, ci spieghi che cos'è anche il pezzotto, e poi dopo come ti è venuto in mente di portare questa parte della Valtellina qui a Milano Centro, e perché? Ma intanto partiamo dal presupposto che copio quello che c'è già, quindi parto dalla fine rispondendo al fatto che cosa mi è venuto in mente. Quando nel 2008 è scoppiata una crisi che ha portato il ceto medio a soffrire, ho iniziato a ragionare che tutte quelle famiglie che raggiungevano la Valtellina nel fine settimana per andare ad assaggiare questi prodotti forse avrebbero dovuto farlo una volta di meno, compresa la sottoscritta. Quindi ho deciso di portare le cose di cui sono sempre stata golosa a Milano e permettere che ad usufruirne fossero tutti quelli che in Valtellina non possono andarci. L'obiettivo è stato quello di riprodurre esattamente quello che là c'è, non un succedaneo, ma proprio la ricchezza di quel territorio, la bontà di quel territorio, il meglio di quel territorio. Per cui il pezzotto, dove oggi a produrlo sono solo 2 aziende in tutta la valle, che almeno che io conosca, non sono così convinta, ma nel centro valle ci sono 2 aziende e hanno telai a mano e vengono fatti uno a uno a mano con delle fettuccine che sono scarti di tessuto dell'industria che vengono consegnati, e quindi uno è diverso dall'altro, non è che si possa proprio scegliere il colore e quanto, ma è un manufatto ed è diventato un artigianato locale. I contadini di una volta li usavano come tappeti, come coperte, cioè si chiama pezzotto e venivano usato con tanti scopi, perché anche per batterci la segale, cioè l'uso così come posso dire, vezzoso a tavola è un uso molto più recente. In Valtellina sono tanti i ristoranti che ce l'hanno e mi è parso carino portarlo anche a Milano. Ora, noi non facciamo solo questa mise en place, ne usiamo tante, ma certamente tutto ciò che rappresenta il valore di un lavoro antico cerchiamo di farlo vedere anche qua, nel centro della movida milanese. Beh, il pezzotto è comunque una tradizione tessile e di recupero anche della Valtellina, è conosciuto, credo di aver capito, in tutto il mondo come prodotto valtellinese, quindi non solo quelli alimentari di cui adesso ritorniamo a parlare, ma anche il pezzotto. Avete ascoltato Una gemma in cucina.